Buongiorno e benvenuti, oggi è mercoledì 17 maggio 2023. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.02. La luna si leva alle ore 22 e cala alle 6.35. Oggi si celebra San Pasquale. Il nome Pasquale ha origine ebraica e significa relativo alla Pasqua. Il suo numero è il 7, il colore è l'arancione, la pietra il berillo, il metallo il rame. Oggi vi proponiamo un consiglio che sicuramente avrete sentito più volte. Evitate di mangiare dolci per mantenere i denti sani. Solo che siamo onesti, chi è che vuole vivere senza una fetta di torta o un bel gelato al cioccolato ogni tanto? Basta fare attenzione alla quantità e alla frequenza e naturalmente prendersi cura dei propri denti, spazzolandoli regolarmente e usando il filo interdentale. E poi sappiate che il cioccolato fondente contiene serotonina, l'ormone della felicità. Dopotutto, come diceva Oscar Wilde, l'unico modo per resistere alle tentazioni è cedervi. E noi non vogliamo resistere alla felicità, vero? Oggi festeggiamo 3 personaggi. Innanzitutto facciamo gli auguri a Corrado Guzzanti, che compie 58 anni. Figlio del giornalista e politico Paolo, lui è un comico, un attore, un autore satirico di successo. Nel corso della sua carriera restano celebri le imitazioni di noti personaggi del mondo della politica, del giornalismo, dello spettacolo. Un altro grande nome che compie gli anni oggi è Francesco Nuti, che festeggia i suoi 68 anni. Attore e regista di fama, Nuti ha avuto un successo incredibile negli anni 80 e 90 grazie a film come Io, Chiara e l'Oscuro e Tutta colpa del paradiso. Anche se la sua vita non è stata sempre facile, nel 2006 una caduta dalle scale lo costringe sulla sedia a rotelle. Infine un altro nome che non può mancare è quello dell'attrice Claudia Coll, che oggi compie 58 anni. Claudia è stata un'icona sexy degli anni 90 e ha recitato in film come Così fan tutte di Tinto Brass. Ma la sua vita ha preso una svolta inaspettata nel 2000, quando ha trovato la fede e ha iniziato un percorso al fianco delle persone meno fortunate. 3.000 colombi, simbolo della pace, vennero liberati in aria, creando uno spettacolo emozionante che lasciò tutti a bocca aperta. Quel giorno infatti si inaugurò a Roma lo Stadio Olimpico, alla presenza di 90.000 spettatori e del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nonostante la vittoria dell'Ungheria per 3-0, la nazionale dimostrò il proprio valore. Quel 17 maggio del 1953 lo Stadio Olimpico di Roma diventò il simbolo di una nazione che si rialzava dalle macerie della guerra e guardava con speranza al futuro. Avete mai passato una notte insonne in un posto nuovo? Bene, non siete i soli, perché secondo gli studiosi il nostro cervello sta in qualche modo cercando di proteggerci. Infatti solo metà del cervello rimane vigile, mentre l'altra metà è attenta a possibili pericoli. Questo fenomeno è noto come effetto della prima notte e può farci entrare in uno stato di dormiveglia. Pronti per scoprire cosa vi riservano le stelle? Sentiamo i consigli di Marco Amato. Buongiorno ai 12, Luna quadrata a Marte. Che succede nello zodiaco? Vediamo. Ariete, la Luna, vostra ospite, quadra proprio col vostro pianeta guida, Marte, quindi è facile rilevare delle tensioni nervose, ma parlano di una battaglia che condurrete eticamente in maniera esemplare e vincerete. Toro, una giornata con una luna un po' distratta che non vi fa del tutto concentrare sui vostri impegni, ma il consiglio di una persona che vi vuol bene vi richiama all'ordine. Probabilmente c'è molta carne al fuoco, ma sta per arrivare una buona notizia, quindi siate positivi. Gemelli, giornata che gode ancora dei favori della luna e che potrebbe portarvi una buona mattinata da passare anche in compagnia, magari un pranzo con amici. In serata probabilmente vi creerete il dubbio se la decisione economica che avete scelto di investimento è quella giusta o meno. Beh, Giove suggerirebbe di sì. Voi che ne pensate? Cancro, Luna e Venere hanno smesso di bisticciare, ma ora la Luna attacca Marte e quindi ancora un pochino di tensione non meglio identificata. Nelle passioni e nell'amore c'è un pochino di confusione, ma questo stimola la creatività e tutto il resto dei pianeti vi vuole come i protagonisti del momento. Forza!
Leone, la giornata continua per voi in una maniera abbastanza solida e serena. Avete deciso di staccare e di disinteressarvi di tutta una serie di faccende. Voglia di fuga, voglia di viaggiare, voglia di staccare un biglietto. E perché no? Vergine, la giornata di oggi presuppone un inizio di percorso interessante. Potreste anche progettare un viaggio di lavoro o qualche movimento utile alle vostre finanze che darà quella scossa necessaria per rimestare un po' le acque da tempo troppo stagnanti. Bilancia, in serata la luna smetterà di farvi dispetti e vi restituirà una serata, un aperitivo, magari con amici, in maniera decisamente ridanciana e scanzonata. Potreste anche farvi una bella risata su qualcosa che in famiglia vi viene detto che vi lascerà molto divertiti. Scorpione, la giornata di oggi non conclude bene con la luna, in quanto un calo d'umore è previsto in serata quando la luna passerà in Toro, dando forza anche agli altri pianeti che vi fanno sentire un po' smarriti. Se attendete semplicemente una risposta, quella arriverà. Il lavoro e le nuove prospettive sono le più consigliate in questo momento della vostra vita. Sagittario, una giornata oggi che vi dà conferma di tutta una serie di idee che avevate in mente. Rimane ancora in ballo una certa questione logistica tutta da risolvere e probabilmente riuscirete persino a occuparvi di voi stessi facendo pure un controllo medico. Capricorno, la giornata oggi si conclude bene proprio perché la luna, passando in Toro, vi darà quella carezza di cui avevate bisogno e finalmente stabilirete che in amore siete stabili, decisi e sicuri e chiari, soprattutto reciproci con il vostro partner. Acquario, la giornata di oggi è fortemente dinamica e sarete seppelliti letteralmente da cose da fare. Chiuderete anche in bellezza tutta una serie di progetti importanti. La sera però si fa stanchi, avete bisogno di comfort e di casa. Per una volta rimanere pantofolai non sarà un male. Pesci, la giornata di oggi conclude bene un ciclo affettivo di chiarimenti e di trasformazioni che avete iniziato. La serata si chiude nella maniera più romantica possibile, dando modo alla luna di farvi di nuovo sognare. Un momento storico per l'Italia che dimostrò di essere un paese moderno e attento ai diritti delle donne. Infatti quella domenica milioni di italiani si recarono alle urne per ribadire il loro appoggio alla legge sull'aborto, approvata nel 1978 e oggetto di molte polemiche. Grazie al referendum del 17 maggio del 1981 fu confermata la norma che consente alla donna l'interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni di gestazione. Oggi parliamo dell'espressione inglese get your ducks in a row, che significa letteralmente metti le tue anatre in fila. Ma da dove viene questo curioso modo di dire? Si dice sia nato nei poligoni di tiro degli anni 70, dove le sagome di anatre venivano usate come bersaglio. Avere tutte le anatre in fila significava essere pronti a sparare e dare il via all'allenamento. Oggi questa espressione è utilizzata in tutto il mondo anglosassone e in Italia la nostra versione più simile è fare mente locale. Quindi, se volete essere pronti per qualsiasi cosa, assicuratevi di avere le vostre anatre in fila o di fare mente locale. Non perdete tempo a cercare cosa vedere in TV. Ecco i programmi di oggi. Il matto del giorno è un vero e proprio Icaro moderno, Patrick de Gallardon. Questo ragazzo, nonostante provenisse da una famiglia benestante, decise di sfidare la morte praticando il paracadutismo e diventando presto uno dei migliori al mondo nel jumping freestyle. Ma la sua passione per le acrobazie estreme gli fu fatale. Nel 1998, il 12 aprile per l'esattezza, durante l'atterraggio il suo paracadute rimase incastrato. Patrick aveva solo 38 anni, un uomo che ha fatto del suo meglio per spingere sempre più in là i limiti dell'umano, ma che alla fine ha pagato il prezzo più alto.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Non si può insegnare niente a un uomo, si può solo aiutarlo a scoprire ciò che ha dentro di sé. Vi aspettiamo anche domani per scoprire le curiosità del giorno. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.